Sì, buongiorno a tutti. Come avevo anticipato, ogni tanto ci si rivede, no? E ben ritrovati. Saremo qui oggi e anche domani. Domani c'era anche la dottoressa Russo. E quindi fra domani la dottoressa Russo farà anche un annuncio di un'attività nuova che stiamo per intraprendere, sempre relativa al Covid. Allora, io darei come di consuetudine il bollettino, dopodiché faccio alcune considerazioni, alcune informazioni, domande, poi lascio la parola all'assessore Lanzarini e poi io torno a Palazzo Balbi, quindi devo andare via alla volta dell'una, sono una mezz'oretta, sto qui. Tamponi molecolari sono 5.700.848 e tamponi rapidi 5.283.675. In totale sono 10.984.523. Quindi vorrà dire che in settimana superiamo gli 11 milioni. Positivi nelle ultime 24 ore sono 45. Su pochissimi tamponi, peraltro, su 5.000 tamponi, pochissimi, sono tanti per molte altre ragioni, per noi sono pochi. 0,88 di incidenza. 45, capite che sono 7, 14, 28. Sono 6, 7 per 7 è 49, 6 tamponi, facciamo 7 positivi per provincia, che comunque è l'indicatore che il virus c'è. Il totale di positivi ad oggi sono 425.699. I positivi ad oggi, ovviamente, in virtù delle negativizzazioni, sono 4.606. Cioè sono persone che sono ancora isolate in attesa di negativizzazione. I ricoverati totali sono 251, meno 1. E questi 251 sono così suddivisi. 238 in zona meno 1. E questi 251 sono così suddivisi, 238 in zona non critica e 13 in terapia intensiva. La terapia intensiva, ovviamente non Covid, è di 3,64, che assommati i 13 fa 3,77. Totale di decessi è invariato, 11.619, i dimessi 22.195. Allora, guardate, brevi considerazioni, non ci vediamo da una settimana. I dimessi. Totale di decessi è invariato, 11.619, i dimessi 22.195. Allora, guardate, brevi considerazioni, non ci vediamo da una settimana, o giù di lì. Allora, brevi considerazioni. La prima, che è un quesito che i cittadini fanno, no, costantemente, lo fanno anche a voi, immagino, che è dire, ma è finita? Dobbiamo preoccuparci della variante Delta? Basta terrorismo mediatico con il Covid? Noi non siamo qui per quello, siamo qui semplicemente per dare informazioni. Ormai è assodato che l'unico metodo per avere, diciamo, una fonte ufficiale è fare queste conferenze stampa che grazie al vostro aiuto poi raggiungono i cittadini. Allora, prima considerazione, il virus c'è e quindi la guardia non va mai abbassata, perché se ci sono state 45 persone che negli ultimi 24 ore sono infettate, evidentemente, viste le condizioni climatiche, visto che viviamo all'aria aperta, eccetera, hanno avuto, diciamo, dei contatti con delle altre persone che li hanno infettati. Allora, se restasse così potremmo dire che stiamo entrando in una fase di assestamento, no? Cioè il virus circola ma in condizioni minimali come oggi. La preoccupazione che noi abbiamo è di non preparare l'estate, preparare il virus all'estate e trovarci un esordio preoccupante a livello autunnale. Allora, ad oggi, altra domanda che si fa, ad oggi noi sappiamo che variante Delta, tanto per citarne una, abbiamo 27 casi censiti in Veneto,
In tutta sincerità non ci preoccupiamo del fatto che potrebbero aumentare, perché comunque è inevitabile, ve lo ricordate, le avete conosciute e vissute con noi, no? La variante brasiliana piuttosto che la nigeriana, l'inglese famosissima di dicembre o altre varianti, comunque poi diventano predominanti, ce l'ha insegnato anche la dottoressa Ricci, che dice poi la variante che cos'è? Non è una brutta sorpresa, è che il virus cambia in continuazione, cioè il virus di oggi non c'entra più nulla con quello di febbraio 2020, punto. Il vero tema qual è? I vaccini funzionano, ad oggi, rispetto ai casi che noi abbiamo avuto, possiamo dire di sì, nel senso che anche la mamma del bimbo caso indice del camping di Chioggia, che è stata infettata da suo figlio, aveva 2 dosi di vaccino, fra l'altro RNA messaggero, si è infettata, era positiva, punto, non sintomatica. È come se noi andassimo a fare i tamponi in questo momento per l'adenovirus, un virus influenzale, alla popolazione sicuramente troviamo dei positivi, ma non ne troviamo ammalati a letto con la febbre. Troviamo quelli che noi una volta definivamo portatori sani, ma non, cioè il virus soggiorna in alcuni individui. Allora, soggiorna e poi se ne va, trova degli ospiti e poi se ne va. Allora, detto questo, qual è il vero tema? Il vero tema è che la Regione Veneto, in tempi non sospetti, modificando il piano di sanità pubblica, ha deciso di fare tamponi e di farli a prescindere. Voi sapete che abbiamo tamponi obbligatori, fra virgolette obbligatori, che noi riteniamo obbligatori, che sono quelli del monitoraggio del personale ospedaliero, degli ospiti dell'ospedale, del personale delle case di riposo, degli ospiti delle case di riposo. Ovviamente c'è tutto il mondo della sanità, per capirci, del sociale. Ovvio che questo lo facciamo per tenere in sicurezza questo mondo. A questo mi ha detto, vogliamo stabilire un target di almeno 30.000 tamponi al giorno da dedicare alla popolazione. Ma in un momento nel quale tu fai 45 positivi, capite che davanti a noi si presentano 45 positivi che ci dicono sì, ho la mia amorosa a casa con la quale convivo, o vivo con la mamma, col papà, e ho un compagno di lavoro con il quale ho avuto più contatti. È una roba che ormai si sfila. Io ringrazio i direttori generali delle ULS che comunque 20.000 tamponi al giorno riescono a fare, con acrobazie paurose. Nell'ultima riunione abbiamo detto di interessare tutte le pro loco, le associazioni di categoria, le aziende private, luoghi di aggregazione, spiagge, sagre, concerti, insomma tutto quello che prevede luoghi di aggregazione. Faccio appello a tutte queste realtà, qualora volessero mettersi a disposizione. So che i direttori si sono attivati, eccetera, ma lo dico anche qui perché i direttori giustamente mi dicono provi lei a fare un po' di moral suasion. Se c'è modo di avere associazioni in generale, associazioni di volontariato, vedo i carabinieri in congedo, se modo di qualcuno si mette a disposizione. Cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo, sto facendo appello ai cittadini. Da domani possono tranquillamente andare in uno dei Covid point, con accesso diretto, senza ricette, senza niente, semplicemente per, come si può dire, a rispondere a una chiamata di popolo, perché noi abbiamo necessità di monitorare il grado di circolazione del virus. Perché si sta presto di fare tamponi di qua, fare tamponi di là, ma la gente deve mettersi davanti a te con il naso e farsi infilare il tampone. Cioè non è che tu puoi andare a ordinare. E noi lo stiamo vedendo in questa fase, abbiamo difficoltà a fare tamponi, perché giustamente uno che non ha raffreddore non è che prende la macchina, va al Covid point per dire mi faccio un tampone. Lo può fare se gli viene un dubbio, no? Un po' di mal di testa, un malessere, dice ma non sarà mica il Covid, non è mica la variante Delta. Allora, abbiamo verificato che anche la famosa storia che bisogna fare i tamponi, cerchi di concentrarsi, eccetera, tu non puoi prendere la gente, legare le mani dietro la schiena e dire adesso ti faccio il tampone. E mi sembra anche logico che sia bene così, no? Visto che predichiamo il rispetto delle libertà. L'unica cosa che posso fare è dire, se qualcuno vuole fare un atto, come si può dire,
di pensare al bene comune, nel senso, dice, vabbè, ho 2 minuti, vado a farmi un tampone. Non servirà a nulla, diciamo, gli farà perdere anche tempo, ma è, diciamo, è un'azione di volontariato, perché se noi arrivassimo dai nostri conti a 30.000 tamponi al giorno, saremmo più contenti. Allora, il grado di circolazione oggi del virus è quasi zero. Voi capite che facciamo una marea di tamponi, voi vedete i tamponi, quelli ufficiali, dopo noi facciamo i famosi quelli del monitoraggio, però non ce n'è. Però è fondamentale fare appello ai cittadini. Allora, il Covid Point, accesso diretto a chi volesse andare a farsi un tampone, e poi dall'altro tema, ovviamente un appello a tutti coloro che fanno parte, non so, un appello che faccio alle Proloco, le Sagre, a tutte queste realtà che adesso vedo che pian piano stanno partendo, che magari contattino le ULSS e si mettano a disposizione, se ritengono di farlo, magari con un gazebo, per dar modo da parte dei sanitari di fare campagne di tamponi. Penso ai supermercati, faccio appello a chi volesse mettersi a disposizione, per noi è fondamentale. Questo per arrivare a settembre con un monitoraggio, sì, assolutamente sì, con un monitoraggio che ci è utile. Allora voi capite che è come avere l'acqua calda, l'acqua, no? Noi dobbiamo verificare che non passi mai una certa temperatura, è un fatto di conservazione. E siamo lì sempre in continuazione col termometro. Il termometro sono i tamponi che ci danno il livello della temperatura di quel vaso d'acqua. Noi vorremmo arrivare a settembre dicendo: guarda, io ho iniziato a misurare la temperatura durante tutta l'estate e ho visto che pian piano si alza, perché trovo sempre qualcosa in più di positivi. Ma ci vogliono campioni, no? Quindi è un appello anche ai volontari che volessero sottoporsi ai tamponi. Sulla fronte delle vaccinazioni sta andando bene, perché comunque come prime dosi, vi do i dati aggiornati a stamattina, prime dosi, quindi vuol dire che molti hanno già fatto anche la seconda dose. Io over 80 ormai sono al 93% seconda dose fatta. Comunque, over 80 sono 99, se volete fare una tabellina, 99% hanno avuto almeno una dose. 70-79 anni, 89. Questi sono dati ufficiali di stamattina. 60-69, 83. 50-59, 73. 40-49 anni, 62%. 30-39 anni, 51. Adesso c'è un fenomeno. Noi stiamo aprendo agende, vi daremo, diciamo, dati, penso già domani, più di proiezione su eventuali nuove aperture, forse ce la facciamo domani. Dal post 4 agosto, voi sapete che ad oggi noi abbiamo le agende aperte fino al 4 agosto e le prenotazioni si sono fermate al 4 agosto per un fatto di aver certezza nelle forniture. Come avete visto, la nostra strategia ci ha permesso comunque di gestire, diciamo, con non pochi problemi, ma di gestire le agende senza chiamare a casa i cittadini e dire di non presentarsi più. Quindi è stata premiata la nostra strategia, diciamo, prudente, anche di non vaccinare con AstraZeneca, di non fare i famosi open day, perché poi prevedevano il richiamo eterologo e quindi ci avrebbero mandato in crisi. Però è pur vero che c'è un nuovo fenomeno, che molti cittadini hanno deciso di vaccinarsi, ma anche hanno deciso di procrastinare la vaccinazione all'autunno. Se il quesito è: me lo faccio in autunno perché così mi dura per l'inverno, possiamo invece dire che il quesito, la risposta utile è che se te lo fai adesso il vaccino, arrivi all'autunno già carico di anticorpi. E ormai è assodato che almeno un anno ad oggi la carica anticorpale resiste, tanto è vero che c'è qualche scienziato che dice, se non sbaglio il professor Burioni lo ha detto, non mi ricordo, forse il professor Burioni, ma si legge anche nella letteratura scientifica, che dice che addirittura ai guariti, forse non l'ha detto il professor Galli, che ai guariti varrebbe la pena ancora di non fare il vaccino. Cioè chi ha avuto gli anticorpi naturalmente dall'essersi infettato con il Covid, e quindi questa è la maggior dimostrazione che insomma la risposta anticorpale è duratura. E dopodiché ricordo che il vaccino è libero, volontario,
Quindi per noi resta una pietra miliare questo, il fatto che sia volontario, quindi chi vuole se lo fa, chi non vuole non se lo fa. Però insomma la risposta del vaccinale è importante. Se avete domande poi lascio la parola all'assessore Lanzarini. Tosatto, Vanzan, Giacomuzzo, Moscati, Di Gennaro. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Per quanto riguarda le vaccinazioni, siccome le regioni lamentano un calo nelle forniture a luglio, è prevedibile un rallentamento e un calo del numero di vaccinazioni su base settimanale, diciamo a luglio? Ma guardate, io ho capito una cosa, ed è una cosa che l'ho verificata in tutti questi mesi, che quando ti arrivano tanti vaccini, non è altro che l'anticipo della fornitura del trimestre. Quindi se voi fate i conti, alla fine i conti del trimestre ci dicono che quello che ci hanno dato prima non ce lo danno dopo. Allora noi sicuramente andiamo avanti con una marcia, inseriamo una ridotta, perché vedete ormai sono 40-45 mila vaccini al giorno, insomma, li facciamo, ma le forniture che sono sostanzialmente ridotte del 44% ci impongono, se voi andate a vedere oggi, se non ricordo male, abbiamo 526 mila dosi, una roba del genere, e ne abbiamo solo 140.000, se non ricordo male, di Pfizer. Ma il che vuol dire che noi lavoriamo con quelli e gli altri sono richiami? Cioè se dobbiamo pensare a nuove dosi, sono infinitesimali quelli a vettore virale, cioè AstraZeneca e Johnson Johnson, perché vuole andare sopra i 60 anni dove abbiamo già ultravaccinati. Quanti sono? 565.969 totali, tutti 565, 969 totali. Sì, stamattina. Pfizer 180.462. E Moderna, andiamo anche in Moderna. Moderna 28.302, Johnson Johnson 118.312, AstraZeneca 238.393. Magari dopo vediamo anche questa parte della tabella così ce l'avete per oggi. Quindi noi lavoriamo sempre sul budget dei 180 più 20.000 sui 200.000, se facciamo 40.000 al giorno vuol dire 5 al 420, sono 5 giorni e è finita. Vuol dire che, ma noi non possiamo chiudere il weekend, quindi abbasseremo sempre la media giornaliera. Ecco, un'altra domanda che non c'entra per la verità. Prego. Con il Covid, oppure c'entra, insomma, ma oggi il Sole 24 Ore le attribuisce un indice di gradimento pari al 74% tra i presidenti di regione, che è di gran lunga il più elevato. Ora, lei, questo fatto di per sé non dovrebbe stupire visto il risultato elettorale che ha avuto plebiscitario. Lei ritiene che la gestione del Covid abbia influenzato questo indice di gradimento e che in qualche modo l'onda di critiche che c'era stata nella seconda ondata sia stata assorbita dagli sviluppi successivi? No, guardate, io penso una cosa, che intanto, come si può dire, le statistiche lasciano sempre il tempo che trovano, no? I sondaggi. E quindi io ringrazio per la fiducia, però non è un punto di arrivo, è un punto cioè, tu devi governare a prescindere. Se io avessi pensato ai sondaggi, perché i fenomeni della politica, che è qui che sa sempre tutto, si dimenticano che quando io chiusi il 21 febbraio del 2020, decisi di fare l'ordinanza per la zona rossa di Vo, chiudere il carnevale, chiudere mezzo mondo, le chiese, i teatri, il cinema, le scuole, cioè, c'erano i titoli, c'è crolla nei sondaggi, Zaia criticato, ve lo ricordate? Invece i cittadini hanno capito che tu lo fai col cuore, fai per scelte da buon padre di famiglia che possono piacere o non piacere. Questa è la soddisfazione che ci vedo io sul sondaggio, no? Che dà anche il grado di maturità di chi ti valuta. Quindi chi entra a gamba tesa nei momenti di difficoltà di un amministratore o di un'amministrazione viene sempre percepito come l'elemento di disturbo che approfitta della difficoltà. Il cittadino non è stupido, perché se a te sta tanto a cuore la salute di una persona, te ne occupi tutti i giorni, no?
non te ne occupi solo quel giorno che va a 40 di febbre e la devi ricoverare. Tu dici, magari gli portavo un'aspirina prima, magari gli chiedevo come stava. Sapete, io ho capito una cosa, che su queste vicende in generale, ed è brutto dirlo, molti approfittano del momento di difficoltà per pensare di portare a casa, come se dietro a una difficoltà ci fosse l'inettitudine non di una persona ma di una squadra intera. Allora, che una persona possa far danni, questo è, penso, sancito dalla storia, ma che una squadra intera di persone in grado di intendere e di volere, di assoluta e elevatissime professionalità, si mettano tutte d'accordo come grande fratello per far sì che il mondo vada in paralisi, questa la vedo un po' più difficile. Insomma, io ho sempre garantito totale autonomia ai miei dirigenti e li ringrazio per il lavoro che hanno fatto, quando è andato bene e anche quando è andato male, perché non è facile. Poi sapete, quei fenomeni ce ne sono a tutte le ore, però qualcuno dovrebbe spiegarmi perché in una condizione, pensate, lo dico anche spesso, prima fase, le regioni a noi contermini, che a differenza di tutte le altre fasi avevano misure restrittive uniformi a livello nazionale, avevamo lockdown. Nonostante questo, voi prendete il Veneto e le regioni contermini, al Veneto è andata bene, alla Lombardia è stato un bagno di sangue, lo sapete, la prima fase, Trentino non è andata bene, Friuli gli è andata benino la prima fase, Emilia Romagna ha avuto non pochi problemi su metà regione. Se qualcuno riesce a spiegarci questo, a meno che non si liquidi sempre con l'inettitudine del governo del momento, che poi è lo stesso che dopo 3 mesi ha avuto condizioni migliori rispetto a quelli che andavano bene prima. Capite che vedo troppa gente che, insomma, semplifica troppo sta roba. Allora, ringrazio tutti, però guardate, questo sondaggio io lo dedico tutta alla mia squadra, perché da solo non potrei far nulla, alla mia squadra di giunta, di consiglio e a tutti coloro che lavorano con noi. Io sono solo, come si può dire, ho solo la fortuna di essere sotto il riflettore a fare il portabandiera, perché è un lavoro di squadra questo. Ovvio che è uno stimolo a lavorare ancora di più, questo è poco ma sicuro. Un'ultima cosa che è risolvibile con un sì o con un no. Ha già firmato... mi stai dicendo di far veloce. Per non rubare tempo alle altre domande. Ha già firmato i referendum per la giustizia della Lega e dei Radicali? Dura se che te mi fai una domanda così. Non lo c'è dappertutto, c'è la foto, ho firmato ieri. Va bene, vede, si perdono colpi, no? Con la... non hai letto i giornali. Va bene. No, ho fatto ieri. Ieri ho firmato i 6 referendum, se ho firmato. Ok, grazie. No, grazie a te. Vanza. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Giusto per capire, quindi aprirete le prenotazioni anche dopo il 4 agosto? Sì. 4 agosto. Sì, perché oggi? Da quando? No, non da oggi, ho detto darò comunicazioni i prossimi giorni o daremo comunicazione all'assessore, adesso vedremo. Va bene. Non lo possiamo fare oggi, Alda, o domani, forse domani, ma sarà difficile, perché stiamo attendendo di avere un minimo di carte scritte per fare un po' di programma, perché se poi è scocciante dire a un cittadino guarda devo cambiarti la data della prenotazione, soprattutto d'estate, magari si organizzerà anche delle ferie, qualcosa, delle vacanze o degli impegni. Questa nuova tendenza di cui lei ha parlato, di parecchie persone che tendono a rinviare all'autunno il vaccino, dicendo vabbè così mi dura di più, tanto l'estate non mi serve. Il virus comunque circola meno. Secondo lei è sbagliata anche per la vicenda della variante Delta? Sì, è fondamentalmente per quello. Perché comunque è sempre il principio della pallina del flipper che vi dico sempre, più ostacoli trova, cioè più ospiti vaccinati trova, meno radica, no? Meno si insedia. Dopodiché io dico anche un'altra roba, non voglio inquietare nessuno, ma se tutti i programmi per l'autunno, non è che il virus ci dice che se mai dovesse tornare, guardate che qua non abbiamo scenari catastrofici, non sappiamo, punto. Tutto quello che dicono gli altri, se sono certi, firmino a cambiare in bianco con il proprio patrimonio. È impossibile saperlo. E l'abbiamo capito ogni giorno. Però, se io prevedo di vaccinarmi a ottobre e se il virus è rappresentato a settembre, io sono senza anticorpi, perché a ottobre, prima che mi porto a casa tutta la carica anticorpale, voglio ricordare che nella migliore delle ipotesi con un RNA messaggero mi passano 35 giorni. Pfizer e Moderna. Pfizer e Moderna, sì, scusami.
vuol dire che se vado a vaccinarmi a ottobre, minimo la carica anticorpale, diciamo, più potente ce l'ho a metà novembre, andando al 1° di ottobre. Quindi vorrei ricordare questo ai cittadini, non è che tu fai la puntura e sei a posto. Per quanto riguarda invece la campagna tamponi, quando lei dice i direttori generali delle ULSS facendo i salti mortali sono riusciti a farne solo 20.000 rispetto al... È Sì. perché la gente non si presenta? No, giustamente non ha bisogno di fare tamponi, Certo. cioè qua siamo veramente a livello di volontariato unico, perché poi parlarsi, cioè io ci ho anche pensato, e se ci pensate assieme a me, quante volte abbiamo sentito dire che dobbiamo fare tamponi, sì, li fai a quintali quando c'è il virus, ma quando non c'è la gente, giustamente, non è che dice vado a farmi un tampone. Voglio ricordare che i direttori gli abbiamo dato un budget, che già quello che fanno oggi è 10 volte quello che era previsto dalla direttiva nazionale, ma noi abbiamo voluto tenerlo alto. Vi ricordo che noi dobbiamo fare per legge, fatemi fare un conto, 150 tamponi ogni 100.000 abitanti. Cosa viene fuori? Sono 1.500 per 4, 6.000, sono 7.000 tamponi. Noi abbiamo 5 milioni di abitanti, 1.500 per 5 fa 5, 25, 7 milioni e mezzo di 7.500 tamponi al giorno. Questo è quello di base. Noi stiamo già facendo tamponi come se fossimo in zona arancione, questo ve lo posso dire. Perché la direttiva nazionale dice se sei zona bianca fai questi, se sei zona gialla fai questi. Noi con 20.000 tamponi siamo già zona arancione. Cioè, nel senso che ci comportiamo come avessimo, cioè, già negozi chiusi, però se noi vorremmo arrivare a fare tamponi da zona rossa. Siamo gli unici in Italia che stanno facendo sta roba, però guardate, la fatica è immane. Io ve lo devo dire perché sinceramente anch'io mi ero illuso di fare 30.000 tamponi, insomma, in Veneto per fare 30.000, però giustamente ci vogliono 30.000 nasi tutti i giorni. Quello non avevo pensato. No, solo per così si capisce. Tipo Sì, pensavo fosse molto più immediata la roba, no? Cioè, l'esempio ieri avevamo, cioè l'USL Pedemontana aveva messo un'ambulanza in centro a Asiago, era domenica, no? Su base volontaria sono riusciti a fare tutta la mattinata 40 tamponi, cioè ed era volontario, cioè non è che ne andiamo a prendere, però uno sa che c'è, può fare, però la gente è restia, insomma, ecco, quindi è difficile. Ma forse anche perché si è diffusa la voce, chiedo, che il tampone sia, non dico doloroso, ma fastidioso, solo che ma con quelli di nuova generazione è una Grazie per passeggiata. questa osservazione, ne approfitto. Il tampone, allora è anche vero che noi abbiamo detto di fare almeno il 40% di molecolari, però il tampone in generale, se qualcuno volesse mettersi a disposizione per provare a fare un tampone, cioè per far parte, diciamo, di questo grande lavoro di squadra che facciamo noi in Veneto, chiedete il tampone di ultima generazione, che è come mettersi il cotton fioc nelle narici, cioè non c'è nessuna invasività, non c'è nessun tipo di invasività o dolore. Anzi, in teoria lo potresti dare direttamente al cittadino che si passa il cotton fioc e via. Adesso non so se ho detto una bestialità, ma insomma si fa così. Oppure addirittura il salivare, anche se lo stiamo utilizzando poco in questa fase del salivare. Però immagino che qualcuno abbia anche paura. Poi c'è una piccola nicchia che dichiara che ha letto su Facebook che viene introdotto il microchip con il tampone e dopo ti seguono. Sanno quando vai dall'amorosa, quando non vai dall'amorosa e altre robe del genere. Che noi abbiamo già il microchip. A me ne inseriscono un paio. Vi posso garantire che io ve lo dico, siamo in estate per una battuta, vi posso garantire che noi abbiamo avuto rifiuti al tampone per questo motivo. Anche a scuola. Sì. Così avete avuto rifiuti col microchip da parte dei genitori, ve lo dico senza nessun problema, è successo st'inverno. E anche notizie anche da altre realtà, che ogni tanto viene fuori sta storia che viene inserito un vettore, che cavolo è, un georeferenziatore, insomma. Lo chiamano il microchip, insomma, cioè, che c'è una roba liquida che poi ti traccia tutti i comportamenti, cioè, vabbè, insomma, tipo le scie chimiche.
Cambio argomento, Presidente, se è possibile. Ieri la conferenza dei sindaci dei comuni della costa veneta, quindi la costa che va da Bibbione fino a da Cavallino, Bibbione, Giuro, Rosolina, hanno deciso di mandare una lettera al Ministro del Turismo per dire forse sarebbe il caso, visto come è partita la stagione, di rinviare l'apertura della scuola. Il vostro assessore all'istruzione dice è un tema che può essere affrontato in giunta regionale, perché effettivamente settembre può essere un buon tema, un buon periodo per riprendere la frequenza turistica da un lato, e dall'altro non abbiamo ancora i ragazzi che sono del tutto vaccinati, quelli almeno sopra i 12 anni. La domanda è, ne avete discusso in giunta, affronterete il tema, Sì, e sì. lei cosa ne pensa? Ne stiamo discutendo da giorni. Vi devo dire anche in estrema sincerità che questa mattina avevamo già una delibera impostata per già spostare la data, perché la data comunque non è stata rispettosa di una festività che noi dobbiamo rispettare, che è il Kippur, festività ebraica, ed è giusto che tutte le comunità siano rispettate. Detto questo, la costruzione della data dell'apertura della scuola, come altre date, viene valutata attentamente in base a tutta una serie di festività delle diverse comunità, religiose e non che hanno, ci sono delle feste particolari. Quindi abbiamo fatto una delibera aperta, adesso sto vedendo assieme all'assessore Donazzan, di identificare in giornata una data, diciamo, che potrebbe essere utile. Ho già un'idea in mente, ma non ve l'annuncio perché poi non vorrei scombinare tutti i piani di tutte le famiglie. Di certo che va verso fine settembre e non verso l'inizio di settembre. Ricordo alle mamme che adesso magari si alzano in piedi, sono preoccupate, i bocce, cosa facciamo, i figli, eccetera, che a livello scolastico regionale, ringrazio anche la dottoressa Palumbo, è stata prevista la possibilità di entrare, proprio perché comunque abbiamo alle spalle un anno di DAD, più di un anno di DAD, di frequentare gli istituti, percorsi di recupero, attività, eccetera, quindi le scuole sono comunque aperte. Giornata ci darete questa data? Io spero proprio di sì, quindi Grazie. prendetela al 90% sì. Carlo, se ti ricordi, perché ne abbiamo parlato anche stamattina, tanto è vero che la delibera per il Kippur era pronta e abbiamo deciso di ragionarci un po' sopra e vedere di capire e trovare una soluzione. Prego. Giacomo. Buongiorno. Poi vi lascio l'assessore. Presidente, mi riallaccio al discorso delle vacanze. È preoccupato per il rientro dei vacanzieri? L'anno scorso si erano attivati i Covid per fare i punti tamponi negli aeroporti. Quello potrebbe essere un terreno? Sì, hai ragione. Cioè, noi siamo pronti a tutto, nel senso che io penso che intanto i vacanzieri, bisogna dire che se vanno in luoghi dove c'è assembramento non debbono vergognarsi di portare la mascherina. Questo è il primo tema, perché l'emulazione, al contrario, purtroppo è la più grande nostra nemica, no? Perché se vai in una comunità dove la mascherina si usa poco, perché ci sono comunità dove si usa di meno che da noi, perché sono stati meno scottati dal virus, meno provati dalle vicende, è inevitabile che qualcuno dica portare la mascherina negli assembramenti. Certo che è un pericolo comunque di natura di sanità pubblica, di prevenzione. Cercheremo di capire anche l'evoluzione. Ma io non vengo qua a farvi discorsi tragici. Oggi la situazione sta andando bene, punto. Domani sarà un altro giorno, ma negli ultimi 2 mesi, insomma, abbiamo visto una situazione veramente in totale remissione, questo lo dobbiamo riconoscere. Certo è che se non avevamo i vaccini la situazione sarebbe stata altra. Mi permetto, siccome colgo il grido di disperazione delle discoteche, e sembra quasi un controsenso, no? Fare le prediche e poi parlare di discoteche. No, io vi ricordo che le discoteche hanno le linee guida e hanno i gestori. Ecco, è vergognoso, lo sottolineo 3 volte, vergognoso, che lasciano chiuse attività e che legittimino piazze piene con musica e assembramenti da far schifo, perché a me arrivano delle immagini non dal Veneto, da paura, dove nessuno ha nulla da dire. C'è un paese civile non può accettare questo. Non ce l'ho con le piazze piene, i concerti. Stabiliamo delle regole che siano uguali per tutti.
abbiamo un intero comparto economico ormai messo alla gogna e non capisco per quale motivo, cioè nel senso che è un pericolo l'assembramento in discoteca, bene, tanto liquidiamo e ristoriamo per bene questi gestori e stabiliamo che tutti gli assembramenti simili alla discoteca, che hanno quelle caratteristiche, devono scomparire. Ma tu non puoi avere della gente che paga le tasse, che è costretta a star chiusa e nella piazza davanti al loro locale fanno i concerti con migliaia di persone ammassate. Dai, è una presa per i fondelli, è ridicola sta roba. Ve lo dico perché veramente ho l'impressione che non tenga ancora tanto, perché noi siamo sollecitati quotidianamente da questa storia, ma di video, denuncia, cioè, di tutto c'è. Se volete ve ne mando anche. Volevo chiederle poi una precisazione per quanto riguarda i sanitari che a gennaio, dicembre, i primi hanno fatto il vaccino. C'è già un'indicazione ministeriale? No. Per quando Allora, sulla terza dose, un altro quesito che i cittadini ci fanno sempre, ad oggi non c'è nessuna indicazione. Quindi dovremmo attendere ancora. Ma sapete perché non c'è? Perché i primi vaccinati che sono monitorati hanno ancora titoli anticorpali alti e giustamente uno dice: ma perché devo fare il vaccino? Devo pensare a una terza dose. Probabilmente ci sarà, ma io non la chiamerei neanche più terza dose dopo un anno. La chiamerei un richiamo antinfluenzale, cioè non è che è collegato, probabilmente sarà un vaccino che sarà già mutato come è mutato il virus. Non è che rifaremo lo stesso Pfizer, lo stesso Moderna, lo stesso AstraZeneca. Come accade per l'influenza praticamente. Un'ultima cosa, c'è a livello nazionale un dialogo, non si capisce quanto fondato è, le chiedo cosa ne pensa di un vaccino obbligatorio per gli studenti. Io sono contrario. È la mia personale posizione. Nel senso che abbiamo sempre parlato con i cittadini, abbiamo investito su due componenti, la collaborazione e la libertà, no? E penso che dobbiamo continuare a dialogare con i cittadini, a parlare di vaccini, garantendo la libertà. I dati internazionali ci dimostrano, in un mondo nel quale tu non puoi più obbligare con una legge nessuno a essere vaccinato, che il dialogo, la cultura, diciamo, dell'informazione vince sulla cultura dell'imposizione. Perché poi se uno mi dice che gli inseriscono il microchip col tampone, forse il problema è proprio un problema di informazione, che oggi abbiamo delegato ai social. Quanti ce ne sono che prendono una decisione sulla base di una ricerca scientifica, che non sia fatta sui video dei social? Io rispetto le idee di tutti, tanto è vero che io difendo la scelta volontaria. Però non compete a me che sia chiaro sta roba. Prego, signore. Moscati, aspetta, Cristina, hai altre cose? No, Moscati. Sì, buongiorno. Presidente. Siete tornando sui tamponi e questo, diciamo, appello a farsi i tamponi che mi pare positivo. Questi qui però valgono come certificato per il Green Pass, per cui potrebbe essere significativo dire: guardate, se avete la vaccinazione procrastinata per qualche motivo o in ritardo, intanto vi potete fare i tamponi per poter accedere a tutte le cose. Sarebbe bello, discoteca compresa. Ecco, questo sì, ma ad esempio se ci fosse una disponibilità, faccio l'esempio delle discoteche, che è il migliore esempio, ad aprirle e dire: fuori dalla discoteca tampone, si entra solo col tampone, noi portiamo a casa il monitoraggio di una popolazione che non è variegata, di più. Pensate solo in un piccolo centro quanti paesi, quante città arrivano, i ragazzi che arrivano dappertutto. Ma soprattutto si suppone gente ancora non vaccinata. Esatto, sì, perché il vaccinato lo faremo entrare col Green Pass o con la certificazione di vaccinazione. Questa è una proposta che noi facciamo, ad esempio sui locali, di poterli testare all'ingresso, e i gestori sono d'accordo. Arriveranno mezz'ora prima, insomma, cioè non è che... Si tratta sempre dei tamponi rapidi di ultima generazione. Sì, dopo io... Benissimo, grazie. Già far parlare gli esperti di tamponi rapidi. Di Gennaro.
Buongiorno. Buongiorno. No, io volevo solo capire se risulta proprio dai dati che ci sia un trend per cui le persone in questo periodo si sono più disdette per i vaccini nel periodo estivo. Non ci sono disdette, si vaccinano, ma vediamo che non c'è più, giustamente gli over 60, che erano il target nostro ideale, è ben vaccinato, diciamo, o prenotato. Adesso lo vedremo bene questo fenomeno, aprendo nuove agende vaccinali, aprendo nuovi spazi, vedremo se verranno occupati oppure no. Perché ve lo dico? Perché ne abbiamo ancora dei liberi e vediamo che stentano ad essere occupati. Quante ce ne sono più o meno, ci ricordiamo? 30.000. Sì, ovviamente magari uno adesso chiama e dice: scusa, io a Venezia non riesco a vaccinare, però in alcune province ci sono ancora spazi, in altre no. Però adesso cercheremo abbiamo evitato di spostare vaccini da una provincia all'altra e lasciare il target destinato, il budget, scusate, destinato. Adesso con la nuova apertura delle agende vaccinali vi dirò, ovvio che voi avete fatto un lavoro straordinario, perché io ricordo quando abbiamo aperto agli over 12 abbiamo fatto 200.000 persone al giorno. Sì, guarda, questa è una delle regioni che va meglio nella copertura vaccinale. Infatti magari banalmente c'entrano le ferie più che... C'entrano le ferie, ma c'entra anche il tema del fatto di dire fai da te, no? Uno dice a fin fine me lo faccio a settembre, ottobre, mi dura di più, tanto d'estate non mi serve. Okay. E questo banalmente è un ragionamento anche comprensibile se ci pensate, no? Fatto però un po' alla grossolana, poi scientificamente qualche altro problema ce l'ha. E c'è anche un dato, non so se me lo sono perso, sulla copertura vaccinale dei più giovani, quelli sotto i 30 anni proprio. Non l'ho detto, ma possiamo dirvelo, c'è qui nella lista che ha. Fa la prima dose. Sì, prima dose. Allora, 12-19 siamo al 16,3, 20-29 al 37,7, l'altro li aveva detto il Presidente. Prima dose, chiaramente. Grazie, vi lascio l'assessore. Grazie, ci vediamo domani, ci sarà anche la dottoressa Russo. Grazie. Prego, assessore. Chi ha domande per l'assessore? No, allora, io volevo assessore solo una, sì. Poi vi dico una io conferma. I dati che ha dato il Presidente, che ci ha dato lei, contemplano anche le prenotazioni? I 2 che vi ho dato io, no, quelli che vi ha dato il Presidente, sì. Ok, grazie. Cioè, nel senso, i 2 che vi ho dato io sono solo quelli da bollettino, quindi con la vaccinazione non ho le prenotazioni, mentre quelli che ha dato il Presidente, quindi fino al 30-39, io vi ho dato 20-29, 12-19, non contemplano le prenotazioni. Allora, no, vi aggiorno sulle farmacie, visto che settimana scorsa è partita la vaccinazione in farmacia, no? Quindi dal 1° luglio sono partite in maniera ufficiale le farmacie. Alla data di oggi noi ne abbiamo abilitate 136. Sapete che in totale sono 1.400 in Veneto, ma si era sempre stimato che ci poteva essere un'adesione di un 50%, quindi metà, insomma, più o meno, no? E le abilitate, che vuol dire che hanno finito il corso che noi abbiamo fatto all'interno dei centri vaccinali e quindi sono abilitate e possono partire, sono 136. Di queste 136, a venerdì scorso, nelle farmacie degli ospedali, le farmacie dove ci sono stoccati i vaccini, 68 avevano ordinato i vaccini. Sapete che noi abbiamo fatto un accordo con loro in cui diamo 30 dosi di Moderna a settimana, che vuol dire 3 boccette da 10 dosi. Sapete che una volta che viene aperta la boccetta da 10 deve essere consumata in 6 ore, quindi loro hanno una settimana per completare, quindi programmare insomma la vaccinazione, e poi 100 dosi di Johnson & Johnson che sono invece per gli over 60, se ci dovessero essere over 60 che vanno a vaccinarci. Per il momento loro acquisiscono la prenotazione direttamente, cioè quindi non sono ancora prenotabili tramite il portale regionale, ma a breve saranno prenotabili tramite il portale regionale. Nel portale regionale ogni singola USL vedete le farmacie abilitate, quindi uno entra e vede quali sono le farmacie dove può andare, chiedere posso venirmi a vaccinare. Allora gli ultimi giorni, perché poi hanno iniziato il primo, quindi giovedì, sì, era giovedì il primo, quindi giovedì, venerdì, insomma c'è stato un totale di 233 vaccinazioni.
e sono concentrate nell'USL 3, quindi nell'USL Serenissima, la 4 l'Orientale e la 6 l'Euganea per il momento. Sì. La maggior parte è in USL Serenissima, poi gli altri ne sono un po'. Hanno chiesto i vaccini 68 farmacie e sono tutte le USL, quindi da venerdì, quindi questa settimana inizieranno tutte le USL. Quelle che sono più indietro ad oggi sono la 2 e la 9, quindi la Trevigiana e la Scaligera, che sembra insomma che ancora non siano decollate. Non lo so, probabilmente le farmacie si stanno organizzando proprio adesso, quindi non hanno fatto richieste insomma alle farmacie di riferimento delle aziende sanitarie. Assessore, scusi, quindi 136 su 1004, che di fatto sarebbe 136 su 700? Più o meno sì, 700, abbiamo sempre detto che più o meno il 50%, può essere anche meno. Secondo lei sono poche o sono sufficienti? No, sono ancora pochine, nel senso che io penso che il numero crescerà, quindi penso che, vi dicevo, che sia la 2 che la 9, che quindi sono comunque due USL importanti, Treviso e Verona, insomma, non fanno ancora parte, nel senso che devono ancora partire, vuol dire che comunque è un numero che cresce, ma ne sono convinta di queste. Si stanno organizzando, ecco. Comunque è positivo, insomma, stiamo partendo bene. Altre domande? Possiamo chiudere qua? Grazie. Buongiorno. Antonella, ti porto io.